Allora, Sindaco Conte, Treviso, la prima città da accendere il Natale in tutta la provincia, che quest'anno ancora di più vuol dire speranza. Sì, vuol dire speranza, vuol dire bellezza, quella bellezza che il Covid non ci può togliere e quella speranza di tornare alla normalità quanto prima, che deve essere la fiamma che rimane accesa dentro i nostri cuori. Abbiamo voluto, accanto all'azione che stiamo facendo per tutelare gli aspetti sanitari e economici, anche pensare al cuore e al morale della nostra cittadinanza, abbellendo la città. Abbiamo potuto far questo sicuramente grazie all'impegno dell'amministrazione, ma è stato fondamentale il contributo straordinario, visto anche il periodo, di tutti i commercianti della città, che ringrazio davvero di cuore, perché abbiamo creato una sinergia, una squadra che hanno reso Treviso davvero magica anche questo Natale. Sì, i trevigiani hanno dimostrato di essere i migliori anche nel rispettare le regole che vengono imposte dal governo, dalla regione e dal comune, e quindi di fatto ci stiamo dimostrando una comunità straordinaria e lo dimostriamo anche con questi gesti di abbellimento della città, quindi una grande comunità che ne verrà fuori quanto prima. Allora, questa iniziativa per il Natale, secondo lei può essere anche rubata in qualche altro paese della provincia? Ma assolutamente sì, anzi noi speriamo di essere un buon esempio, perché il creare una via così in sinergia, così unita, deve essere di esempio. L'unione fa la forza. Se noi siamo tanti tasselli di un puzzle, il puzzle viene completato da tutti, ognuno ha le sue idee, ognuno ha le sue proposte. Noi le condividiamo con tutti e cerchiamo sempre di dare qualcosa per gli altri soprattutto. Quest'anno stiamo cercando di fare per il Natale, per i bambini, perché in una situazione così di difficoltà, di allontanamenti, loro si sentano un po' a loro agio, anche passeggiando per via Sant'Agostino.